Bandito in tabaccheria, armato di coltello, il titolare estrae una mazza da baseball e lo mette in fuga. È successo a San Donà, il malvivente poi rintracciato dai carabinieri. Dramma a Vicenza, malore improvviso poco prima dell'allenamento di calcio, 25enne ricoverato all'ospedale in gravissime condizioni. Leggi sulla sanità regionale impugnate dal Consiglio dei Ministri, Zaia conferma la linea dura dei ricorsi, ecco cosa ci vogliono impedire di fare. Parte da Padova la sfida delle liste civiche per le prossime elezioni regionali, a guidarle quello che potrebbe essere l'anti-Zaia del centro-sinistra. Nuova predazione del lupo in montagna, ma stavolta la carcassa di una cerra sbranata viene trovata sulla pista da sci del Monte Fertazza, Selva di Cadore. Psicosi coronavirus, post su Facebook di un consigliere comunale di Casier, in quota Fratelli d'Italia, che scatena la bufera, frase cancellata e scuse dell'uomo. Giusto intitolare una via dal Mirante, così ieri sera alla nostra storia il vice sindaco di Treviso Andrea De Checchi commentando il caso Verona, reazioni immediate nel capoluogo della Marca, lampi, inammissibile. Sono migliaia le persone e centinaia gli edifici interessati dal Bomba Day di domenica 2 febbraio a Mestre, ma i cittadini lamentano scarse informazioni dalle istituzioni. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3 in primo piano. Lo avete sentito dai titoli, il colpo che un bandito ha cercato di mettere a segno oggi a San Donà di Piave ai danni di una tabaccheria, ma il tabaccaio lo mette in fuga brandendo una mazza da baseball. Non ha esitato un attimo e prima di essere aggredito ha preso una mazza da baseball e l'ha appoggiata sul bancone. Tanto è bastato a mettere in fuga il malvivente. Tutto è accaduto questa mattina. Il bandito ha fatto irruzione nella tabaccheria Gasparini in via Garibaldi a San Donà di Piave, armato con un coltello. Voleva i soldi in cassa, ma prima ancora di parlare, a reagire è stato lo stesso titolare che dal bancone ha tirato fuori la mazza. Momenti di terrore e di tensione. Il bandito, con il volto parzialmente travisato, ha scelto bene la strada della fuga, così è indietreggiato, uscendo velocemente dalla porta ed è poi scappato nelle vie adiacenti. Un atto di coraggio del tabaccaio che poteva però avere risvolti ben diversi. Gli esercenti sono ormai esasperati dai continui furti e rapine che il più delle volte mettono in ginocchio le loro attività. Subito dopo la fuga del malvivente l'uomo ha chiamato immediatamente i carabinieri ed è iniziata la caccia al rapinatore. I militari del nucleo operativo e radiomobile di San Donà hanno iniziato a controllare le strade vicine e poco distante hanno individuato e fermato il bandito. Si tratta di un italiano 39enne del luogo, pregiudicato. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per tentata rapina aggravata e porto abusivo di armi. Le indagini dei carabinieri hanno poi portato alla luce un altro risvolto. Il 39enne sarebbe responsabile di un'altra rapina commessa il 22 gennaio con analoghe modalità ai danni della tabaccheria Tanduo, sempre nel centro cittadino. E 2 carabinieri sono rimasti feriti dopo che la loro auto di servizio è stata speronata da un malvivente che poi è riuscito a fuggire. I 2 militari sono stati giudicati guaribili in 10 giorni. Il fatto è avvenuto nella notte a Somma Campagna, nel Veronese, dove una pattuglia della radiomobile di Villafranca ha intercettato un Audi vista allontanarsi dopo un tentato furto in un'abitazione. Mentre i carabinieri si stavano avvicinando per procedere al controllo, il bandito ha speronato la vettura dell'arma ed che è poi finita contro un muretto di cinta della strada. Un carabiniere, nonostante fosse ferito, ha aperto la portiera dal lato del passeggero intimando al bandito di fermarsi, ma questo è uscito dall'auto ed è scappato a piedi per i campi. Nell'Audi, che è risultata rubata a Milano, sono stati trovati arnesi da scasso. Le ricerche del fuggitivo sono state sinora infruttuose. Grave malore per un calciatore 25enne vicentino che milita in seconda categoria. Durante l'allenamento si è accasciato a terra. Ready for training, pronto per l'allenamento. Scrive così su Instagram Mirko Pellizzer, 25 anni, giocatore del Telemar San Paolo Ariston, formazione militante nella seconda categoria, senza sapere che il dramma è in agguato. Sono le 20:30 quando sul terreno di via Gagliardotti a Vicenza Mirko viene colto da un malore. Subito soccorso e portato d'urgenza all'ospedale San Bortolo, i medici constatano che le condizioni sono gravi. Viene portato in neurochirurgia, operato. In una nota la società comunica che il bollettino medico delle 2 del mattino riferisce che l'intervento è tecnicamente riuscito, ma il quadro clinico resta complicato.
La partita di campionato per cui Mirko si stava allenando coi compagni è stata ovviamente annullata e posticipata, data da destinarsi. Tutta la società si è stretta con affetto attorno alla famiglia del giovane calciatore e si augura il suo rapido e pieno recupero. Parliamo adesso di sanità, perché è dura la presa di posizione della Regione dopo che il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare 2 norme venete proprio in materia di sanità. Il Presidente Zaia spiega nel dettaglio i contenuti delle 2 leggi sotto accusa. Ricorreremo, andremo avanti alla Corte Costituzionale e difenderemo con i denti fino in fondo queste 2 leggi. Il Veneto è pronto a dare battaglia dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare davanti alla Corte Costituzionale 2 norme regionali in materia di sanità, approvate lo scorso novembre dal Consiglio regionale, ma che Palazzo Chigi ritiene contengano profili incostituzionali. Abbiamo fatto 2 leggi per risolvere altrettanti problemi della sanità, spiega il governatore Zaia. Il primo, che è quello di pagare di più i medici dell'azienda ospedaliera, l'università per capirci, e sono 2,2 milioni all'anno che vogliamo dare a questi medici in modo tale da uniformare gli stipendi a livello regionale, e questa è stata bocciata dal governo. L'altra partita è quella delle famose 90 borse di studio che noi diamo ai laureati di medicina per la specialità, e diciamo che i laureati di medicina che hanno le nostre 90 borse di studio, che ci costano ogni anno 10 milioni di euro, hanno l'obbligo di fare i concorsi in Veneto per restare in Veneto. Il tutto per risolvere il problema dei medici in Veneto. Ci hanno impugnato tutte e 2 le leggi. Se la Corte Costituzionale dovesse dare ragione al Consiglio dei Ministri, noi andiamo avanti, facciamo ancora leggi, spiega il governatore, che dice poi: in un momento in cui in Italia mancano dottori, c'è una regione che incentiva i giovani medici a rimanere in Veneto. Non si può da un lato, come Ministero della Salute, parlare dell'emergenza medici, parlare di molte partite, magari anche i loro esponenti sul territorio fanno lezioni tutti i giorni, e poi quando noi facciamo le leggi a tutela dei nostri investimenti e dei nostri medici ci bocciano tutto. Continuiamo a parlare di sanità, perché la telemedicina permette ai cardiologi e ad altri specialisti di vedere la situazione dei pazienti su tablet e telefonino. Un centinaio di esperti si è dato appuntamento a Padova. La telemedicina, ormai da tempo utilizzata nella cardiologia, ha un impatto positivo sulla sicurezza dei pazienti. A Padova si sono trovati per il 3° anno un centinaio di cardiologi e medici di medicina generale, tecnici e infermieri, per fare il punto della situazione per una tavola rotonda coordinata dal nostro direttore Luigi Bacialli. La telemedicina può essere paragonata a una nuova terapia con vantaggi anche per l'organizzazione ospedaliera. Per seguire a distanza, diciamo, i pazienti, soprattutto i pazienti affetti da patologie croniche, che fino adesso devono necessariamente recarsi presso le strutture sanitarie per eseguire i controlli. Le difficoltà a raggiungere spesso gli ambulatori ospedalieri sono molte per i pazienti, dovute all'età avanzata, alla difficoltà a spostarsi, alla residenza in luoghi scomodi e lontani, difficoltà che coinvolgono anche le famiglie. Aggiungiamo il numero di medici limitato e le risorse economiche che impongono attenzione, ed ecco la telemedicina, una nuova forma di assistenza. Tutti i portatori di pacemaker o di defibrillatore che devono seguire in maniera regolare e ben cadenzata un calendario di visite presso l'ambulatorio possono ovviare a questa esigenza, potendo essere controllati da remoto. Naturalmente si possono ricevere dalla rete i dati anche tra una visita e l'altra e intercettare eventuali situazioni pericolose. Che la tecnologia offre già moltissimo, e dietro l'angolo ci sono novità addirittura rivoluzionarie che possono in qualche modo sconvolgere il panorama attuale. Il problema è chi gestisce questi dati, come li gestisce e chi si prende carico del paziente, perché non dobbiamo dimenticare che la tecnologia è al servizio del paziente. Lo scopo è migliorare la qualità di vita del paziente, gli aspetti organizzativi della sua vita e delle sue cure, individuare situazioni di pericolo, convocarlo in ospedale, fare cure preventive. Se il paziente non rimane sempre al centro di tutto, però i pericoli sono caos, ansia e peggioramento delle terapie. Ecco perché decine di specialisti si sono trovati a Padova. I pazienti so che sono molto soddisfatti, perché abbiamo continuamente dei feedback, e addirittura ci sono pazienti che si spostano da ospedale che non ha la telemedicina verso ospedali che ce l'hanno, perché hanno capito benissimo che è tutto nel loro interesse che questo venga utilizzato.
Albergatori veneziani in crisi per il blocco della Cina a tutte le agenzie di viaggio, costrette ad interrompere la vendita di tour intercontinentali per affrontare l'epidemia di coronavirus. Prima il problema dell'acqua alta, che negli hotel del centro storico si è trasformato in un boomerang, con disdette delle prenotazioni addirittura fino a Pasqua. Ora, per l'epidemia del coronavirus, le rinunce arrivano dalla Cina e dal continente asiatico, che ha in Venezia una delle sue mete turistiche preferite. Posso confermare che sono arrivate disdette dalla Cina, però ancora in proporzioni minime. Probabilmente ne arriveranno di più in futuro e quindi prepareremo gli alberghi a questa necessità. Però da questo punto di vista, ripeto ancora una volta, quello che ci preoccupa di più sono le prenotazioni sulla prossima stagione. C'è una ripresa timida, ripeto, però ancora siamo molto indietro. Nel 2017 il turismo cinese comunque ha occupato una fetta minima del mercato, poco più del 3% delle presenze. Si tratta di pochissimo, praticamente la metà dell'America Latina, quindi il turismo cinese è importante per quello che diverrà in futuro, non per quello che è adesso. In questo momento rappresenta abbastanza poco, anche perché i turisti cinesi sono basso spendenti negli alberghi. Dalla Cina quindi l'introito complessivo si aggira sui 60 milioni di euro di fatturato, piuttosto la preoccupazione maggiore è per il periodo di carnevale. Quello che ci spaventa di più è la diminuzione del turismo italiano, è la diminuzione del turismo americano e soprattutto di quello europeo. Questi tre sono i nostri fondamentali punti di guadagno, i punti di fatturato. Possiamo dire che un 75% circa del fatturato viene da queste nazioni e quindi il fatto che a Carnevale ancora le prenotazioni siano piuttosto basse ci preoccupa parecchio. Per questo stiamo facendo delle azioni di propaganda. Mancavano gli onti cinesi per impestarci, è il post che Niclos Comparin, consigliere comunale del gruppo di maggioranza Civicasiera di Casieri in provincia di Treviso e in quota Fratelli d'Italia, ha scritto giovedì sera sulla sua pagina Facebook, frasi cancellate successivamente ma che hanno fatto scoppiare una polemica con l'opposizione municipale per Casier, per la quale, come riportano i giornali locali, la dichiarazione si inserisce nel contesto di atteggiamenti xenofobi sempre più preoccupanti. È una frase pesantissima che offende un popolo intero e fomenta una caccia alle streghe, o meglio all'untore. Si sostiene in questo contesto l'odio sociale nei confronti delle minoranze etniche non può che aumentare. Dopo aver rimosso la frase, Scomparin ha voluto chiarire il suo pensiero: mi dissocio da qualsiasi forma di incitamento all'odio razziale riferita alla comunità cinese, ha affermato. Il mio era un post riferito esclusivamente al virus cinese causato da condizioni igieniche non sempre controllate dalle autorità. E adesso andiamo avanti per parlare di una nuova predazione nel Bellunese, perché i resti di una cerva di 18 mesi sono stati trovati stamattina sulla pista da sci del Monte Fertazza a Selva di Cadore. L'esemplare è stato sbranato da un lupo. Sono rimasti pietrificati gli addetti agli impianti di sci di Selva di Cadore Alleghe. Questa mattina, attorno alle 8:30, all'apertura delle piste, popolate in meno di mezz'ora da numerosi sciatori, hanno notato vaste tracce di sangue sulla neve e poco distante i resti di una giovane cerva di 18 mesi letteralmente smembrata da un lupo. Subito sono state avvisate le guardie della polizia provinciale arrivate a Selva di Cadore per il recupero dei resti dell'ungulato. Attorno alla carcassa le impronte inconfondibili del lupo che da tempo si trova in quella zona assieme al suo branco. Su ciò che è rimasto dell'esemplare di cervo sono stati eseguiti prelievi per le analisi di rito. La notizia si è diffusa rapidamente, ha creato ancora una volta un animato dibattito fra gli animalisti e chi di abituarsi a convivere col grande predatore non ci pensa proprio, tanto più se, come nel caso della stazione turistica del noto comprensorio sciistico a Gordino, la sua presenza potenzialmente rischia di allontanare i turisti. Questa nuova predazione a ridosso del paese arriva a distanza di 3 giorni dall'ultimo attacco, il secondo su una pista da sci. Mercoledì scorso un cervo era stato trovato scarnificato sulla pista per lo sci di fondo a Ospitale di Cadore. L'ungulato è stato recuperato dai carabinieri forestali intervenuti con il guardiaparco di Ampezzo. Nella zona è stata posizionata una fototrappola per monitorare la situazione.
La politica parte da Padova, la sfida al governatore Zaia per le prossime elezioni regionali. Protagoniste le liste civiche. La padovana Elena Ostanel, eletta nel pomeriggio portavoce regionale del movimento. Prima le assemblee nelle 7 province venete, poi le elezioni dei rappresentanti provinciali, ora la ricerca dei temi più importanti per scrivere il programma elettorale ed eleggere i rappresentanti regionali. Entra sempre più nel dettaglio l'attività del Veneto che vogliamo, la rete di liste civiche e di associazioni che vogliono sfidare il governatore uscente Luca Zaia alle prossime elezioni. È necessario arrivare a livello regionale cominciando dai temi, perché sono i temi fondamentali. Qui stiamo parlando di lavoro, di sanità, di sociale, di ambiente, di trasporti, sono tutti temi che toccano la vita dei cittadini e ogni territorio ha le sue peculiarità. I temi sono già segnati: sanità che deve essere pubblica, mobilità sostenibile con i mezzi di trasporto su rotaia da potenziare, sensibilità ambientale e lotta alla criminalità organizzata. Una mobilità diversa all'interno di questa regione permetterebbe a questa regione di avere un livello della qualità dell'aria diverso ed è una cosa importantissima, lo vediamo anche nei movimenti che stanno nascendo dal basso e soprattutto nei giovani. Altro tema caldo, quello del sociale. Per il sociale siamo già a buon punto, abbiamo parlato di immigrazione, abbiamo parlato di politiche dell'abitare, abbiamo cercato di dare un'inquadratura generale anche alla questione volontariato. Ogni cosa è stata proposta, ripetuta e ridiscussa da tutti quanti. Sul fronte politico, quello indicato da tutti come probabile avversario di Zaia, al momento non scopre le carte. Candidatura al momento non ce n'è nessuna, nel senso che io sono semplicemente un portatore d'acqua ad un'idea. E l'auspicio è veramente di riuscire ad essere degli elementi di aggregazione tra tanti mondi e che questo nostro progetto sia condiviso anche dalle forze politiche, perché io sono convinto che sia un progetto solido. La prossima settimana la direzione regionale del Partito Democratico deciderà se unirsi a questo movimento e se esprimere un candidato unico. Difficile che i cosiddetti civici appoggino un candidato che non sia loro e per il momento escluse anche le primarie. Ma io non credo che il movimento del Veneto che vogliamo proponga delle primarie, perché in questo momento rischiano di essere divisive più che capaci di amalgamare questi mondi. Ma anche il centrodestra è in fermento, continuano le frizioni tra Lega e Fratelli d'Italia. Ieri sera nel corso di 20 e 10 il messaggio chiaro del consigliere regionale del Carroccio Riccardo Barbisana. O l'alleanza si fa dappertutto o non si può fare solo dove conviene. Noi in Regione Veneto potremmo avere convenienza a scaricare tutti ad andare da soli. Certo potrebbe essere una via quella. Ma potrebbe essere una via se localmente scopriamo che Fratelli d'Italia ci sono i vari scienziati in ogni comune che pensano che devono candidare il loro contro il nostro perché devono avere un assessore in più, un presidente del consiglio in più, qualche carega in più. Noi chiediamo un'alleanza organica in tutti i comuni. Certo è che devo esprimere anche così quello che sento nella base tra i militanti sostenitori della Lega, che un'eventuale corsa da soli sarebbe anche molto apprezzata e molto sentita da quelli che sono i nostri militanti sul territorio, i consiglieri comunali, i sindaci che formano la Lega. Sappiamo che c'è un quadro nazionale più generale rispetto al quale ci dobbiamo attenere, però io voglio anche rappresentare questa visione del territorio che non vedrebbe male una corsa solitaria. Questa corsa solitaria secondo me è tanto più sentita quanto a livello locale non ci si riesce a mettere d'accordo. Non la vedo così semplice una corsa solitaria della Lega, ma la vedo possibile se sul territorio continuano ad esserci queste frizioni che sono del tutto inaccettabili, perché o siamo alleati oppure ognuno per conto suo. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta ancora con la politica, perché ieri sera nel corso della puntata della nostra storia il vice sindaco di Treviso Andrea De Checchi si è detto in linea con Verona nel dedicare una via a Giorgio Almirante. Inevitabili le reazioni se la cosa venisse proposta anche a Treviso. Almirante secondo lei ha, come dire, si merita una via? Sì,
Assolutamente sì. Treviso come Verona sul caso di una via dedicata a Giorgio Almirante. Venerdì sera durante il programma La nostra storia il vice sindaco di Treviso Andrea De Checchi si è espresso così sia sulla decisione presa dal comune scaligero che sulla reazione della senatrice Liliana Segre. Capisco che le motivazioni, o per meglio dire che la storia personale, le sofferenze personali possono condizionare determinate scelte, quindi assolutamente legittime. Ciò non toglie che chi ha dato molto in termini di contributo politico a questa Repubblica all'interno dei parametri della legalità, della legittimità dell'arco costituzionale, del Parlamento, meriti sicuramente di essere ricordato nella storia italiana con una via, con una piazza o con quant'altro. Una presa di posizione che ha subito scatenato un coro di critiche, ad iniziare dall'Associazione Partigiani d'Italia. Credo che Verona stia facendo scuola in negativo, ovviamente, ma mi pare una cosa inaccettabile. Non si può mettere sullo stesso piano la Segre, ad esempio, come a Verona, e anche qui è andato a Treviso la cittadinanza onoraria, cioè chi ha subito le leggi razziali e chi le ha promosse, come fu Almirante. Almirante è un personaggio della Repubblica di Salò, non è un fascista per caso. Sulla stessa linea il Partito Democratico in Consiglio Comunale, che respinge con forza l'eventuale proposta di una via Almirante a Treviso. Noi diamo la cittadinanza onoraria alla Segre e facciamo la via per Giorgio Almirante, proprio no. Poi, tra l'altro, insomma, era sicuramente uno che con l'antifascismo era proprio contrario. Non è una questione solo di sinistra e di destra, è questione essenzialmente di democrazia e di riconoscere ciò che è stato. Di fronte alla storia non è che i massacratori e i massacrati possono essere messi sullo stesso piano. Mi pare che sia questo il tema. Sono migliaia le persone, centinaia gli edifici interessati dal Bomba Day del 2 febbraio a Mestre. Mentre le autorità studiano il piano per gli sfollati, i cittadini denunciano la carenza di informazioni precise. Siamo pronti, aspettiamo le direttive del Comune, non so ancora di preciso cosa succederà. Serve più informazione? Ci vorrebbero più informazioni, perché anche per le persone anziane che magari non hanno parenti o cosa, dove andare, cosa fare, insomma più informazioni sì. Siamo informati, ma sempre per sentito dire. Chiedono maggiori informazioni i cittadini dell'area rossa, quella che domenica 2 febbraio sarà interessata dal Bomba Day fin dalle prime luci dell'alba. 3.500 i residenti che dovranno lasciare casa, compresi gli ospiti di 6 hotel. Tra questi c'è Laguna Palace di Viale Ancona, una delle principali strutture alberghiere d'Italia con 374 camere. Sgomberarle sarà tutt'altro che un gioco da ragazzi e allo stato attuale non si sa ancora se il complesso, suddiviso in 2 torri, rientri per intero o meno nel perimetro off limits. Dopo la riunione in prefettura dove le varie autorità si sono coordinate, i cittadini attendono l'ordinanza del comune con tutti i dettagli del caso, ma ci sarà da aspettare almeno fino a martedì. Non c'è niente proprio di informazioni proprio precise, se è nostra via possiamo andare via oppure possiamo restare. Non c'è ancora. Viale San Marco, via Forte Marghera, ma non si sa fino a che punto di via Forte Marghera. Più che altro che mi stupisce perché sei qua vicino è abbastanza strano, però non ho proprio informazioni in merito a questo. La bomba, sganciata nel 1944, è stata trovata a metà gennaio in un cantiere di via Ferraris, 226 kg di cui 129 di tritolo. Da lì la procedura per la rimozione, che riguarda un'area dal raggio di circa 1800 metri da via Forte Marghera a via Torino. Di sicuro per molti sarà una levataccia. Lo sgombero è fissato dalle 6 alle 7:30, direzione il Palasport Tagliercio. Qui infatti saranno ospitati gli evacuati. Che sia chiaro quando uno deve andarsene, visto che l'orario previsto mi sembra alle 6:30 del mattino. Non è che tutti si alzano alle 5 di domenica e se ne vanno via dove vanno a spasso, questo non è chiaro, insomma. Chi può ha già escogitato piani alternativi. Evitiamo di venire in centro e stiamo più in periferia. Magari l'attività sportiva la andiamo a fare più verso nord, verso Treviso, Montello.
Si sta chiudendo il 17° campionato nazionale di sci della protezione civile, una manifestazione straordinaria, l'ha definita l'assessore regionale Giampaolo Bottaccina. Una cornice sicuramente unica, quella delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità, un paesaggio mozzafiato, tutto coronato da un sole meraviglioso. Si sta concludendo la 17ª edizione del campionato nazionale di sci della protezione civile che si sta svolgendo tra Comelico e Auronzo. Una settimana di gare tra slalom gigante, snowboard, sci alpinismo e fondo. Grandissima manifestazione, grande occasione anche di promozione del nostro territorio, direi che possiamo essere molto contenti. Ho voluto che fossero organizzati qui in Veneto perché era doveroso per due motivi. Il primo perché questi territori sono stati colpiti poco più di un anno fa da Vaia, dall'uragano Vaia, e ci avevano aiutato non solo i volontari del Veneto ma anche volontari di altre regioni d'Italia, quindi era doveroso. E poi perché so quanto importante sia tutto il mondo del volontariato della protezione civile e quanto il Presidente Zaia e la Regione tengano a questo mondo. Una settimana all'insegna della competizione, ma ricca che di eventi, di iniziative e momenti conviviali. Non solo, ma questa manifestazione è stata importante anche per far conoscere ancor più e meglio il Comelico e l'Ansiei, due splendide vallate del Bellunese. Gli uomini e le donne della protezione civile si sono sfidati giorno dopo giorno nelle varie discipline, uniti da un unico valore, quello della solidarietà. È tutto, vi lascio al meteo, grazie per l'attenzione, arrivederci. Bentrovati al meteo. Sarà una domenica piuttosto incerta, tempo ancora grigio e a tratti instabile. Il dettaglio del 26 gennaio. Sul Veneto cielo nuvoloso o coperto un po' su tutti i settori, vedete non si escludono locali nebbie in pianura, spesso fitte e anche persistenti. In mattinata sarà possibile qualche occasionale piovasco sui settori meridionali della regione. Temperature minime fino a meno 3 gradi, valori massimi invece compresi tra 5 e 10 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, molte nubi anche qui con isolate precipitazioni in giornata ma in genere di debole intensità. Temperature minime fino a 7 gradi, valori massimi invece tra 8 e 9 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, cielo grigio e nuvoloso con qualche foschia sulle vallate alpine. Temperature minime fino a meno 2 gradi, valori massimi invece compresi tra 8 e 9 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.